Inaugurata nel primo pomeriggio la nuova stazione della polizia locale di Padova. La sua posizione strategica in via Tiziano Aspetti nel rione Arcella, dove il problema della sicurezza è da sempre stato una spina sul fianco delle amministrazioni. Qui lavoreranno una ventina di agenti e non solo, perché il sindaco di Padova, Sergio Giordani, presente alla cerimonia di inaugurazione, ha promesso la presenza anche di alcuni assessori e della sua persona nel comando. Solo per loro. C'è anche il sottoscritto che aveva un ufficio qua e gli assessori, in modo tale da parlare con la gente e ascoltarli. Prego. Molto accogliente e funzionale. Attualmente, se non sbaglio, la polizia oggi ha 12 o 13? 20 persone, 12 passa a 20? da 12 della sede dall'altro lato della strada andiamo a 20 che prestano servizio alle dipendenze di questa sede. Perfetto, e nel tempo passeranno a 30, per cui vuol dire che il famoso poliziotto di quartiere vuol dire che girerà. L'iniziativa dell'amministrazione precedente a me va benissimo, tutte le iniziative positive non ho nessuna intenzione di cassarle, anzi verranno valorizzate. Le negative, tipo per il sito, invece verranno cassate. Il nuovo comando, fortemente voluto e realizzato dall'amministrazione Bitonci, rimarrà aperto al pubblico per 2 giorni alla settimana, martedì dalle 9 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 18. Per tutti gli altri giorni sarà possibile fissare appuntamenti speciali in base alle esigenze, mentre per tutte le altre emergenze rimane sempre attivo il numero della sala operativa 049 82 05 100 o 101. Spischenberg Channel News, Padova.